L'anello di Carvilio, ritrovato al dito di una matrona romana durante degli scavi sulla Via Latina, testimonia il profondo dolore e al contempo il grande amore di una madre per suo figlio. Nell'anno 2000, sulla Via Latina, vicino Grottaferrata, alla periferia sud-est di Roma, mentre si eseguono degli scavi per togliere un traliccio da un terreno, affiorano dei gradini. Allertata la sovrintendenza archeologica ed effettuati ulteriori scavi, si scopre che quei gradini conducono a una porta sigillata, al di là della porta una tomba romana del I secolo. D.C., ancora intatta, la tomba di 9 metri quadrati ospita 2 sarcofagi di marmo, nel primo ed esposto Carvilio gemello, nell'altro Ebuzia quarta. I corpi dei 2 defunti si sono conservati bene, soprattutto quello del giovane, probabilmente grazie all'imbalsamazione e alle favorevoli condizioni microclimatiche della tomba. Nel sarcofago di Ebuzia, ricca matrona romana, è rinvenuto solo lo scheletro, ma sono presenti anche le ghirlande di fiori, lilium, rose e viole, che decoravano la defunta, la veste di seta che indossava e la preziosa parrucca rossa che aveva sul capo, fatta di capelli umani, fibre vegetali e crini animali. Nessuno dei 2 defunti aveva in bocca la tradizionale moneta, come era nell'uso romano. Questo fa supporre che Carvilio e Buzia furono seguaci del culto egiziano di Iside. Parrucche simili a quella indossata dalla nobildonna romana sono state ritrovate anche in altre sepolture, mentre originale e assolutamente unico è l'anello a fascia al dito di Ebuzia, anello che ha suscitato grande stupore negli archeologi, un oggetto di grande bellezza e di inestimabile valore per la sua unicità e per la valenza affettiva. Al di sotto del castone, parte dell'anello o di altro gioiello dove è collocata la gemma, in cristallo di rocca, lavorato a cabochon, è posto un mini busto di Carvilio, morto a 18 anni e 3 mesi. Il giovane, raffigurato e a torso nudo, sono evidenti i capelli ricci, le labbra sottili e il naso aquilino. Grazie alla luminosità dovuta alla lente di cristallo, l'immagine di Carvilio acquista profondità quando la si osserva. Ebuzia aveva avuto 2 figli da mariti diversi. Carvilio era nato dal primo matrimonio della donna con Tito Carvilio, della famiglia Sergia. Dal secondo marito invece ebbe una figlia, Antestia Balbina, che si occupò della sua sepoltura. Ebuzia morì alcuni anni dopo Carvilio, all'età di 40-45 anni. Nel suo sarcofago erano presenti anche alcune piccole ossa infantili, fatto che indurrebbe a ipotizzare che la donna fosse incinta al momento della morte. Il magnifico anello è conservato oggi presso il Museo archeologico di Palestrina a Roma.